Eccoci qua, cuffia, microfono, siamo pronti. Davide, qual è l'argomento di oggi? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. È l'amore. Abbiamo ricevuto numerose domande. Allora, adesso cominciamo da quella di Eleonora che ci scrive da Fermo. Caro professore, le scrivo perché, affascinata dalla mia omonima d'Aquitania, Eleonora d'Aquitania, vorrei chiederle di spiegare che cos'erano le corti d'amore. Grazie, con amore, Eleonora. Allora, le corti d'amore sono uno degli argomenti collegati col grande tema della poesia cortese, no? Della poesia stilnovistica in Italia, quindi di questa poesia amorosa che era una delle forme di poesia preferite dai poeti del 200 ed anche prima, già dai trovatori provenzali, ecco. La poesia d'amore di quell'epoca era una roba tutt'altro che semplice, non aveva niente a che fare con le nostre canzoni d'amore che fanno la rima cuore, amore, eccetera, no. Era una poesia estremamente sofisticata, come sa chiunque si ricordi a scuola, quando dovevamo leggere gli stilnovisti, era faticosissimo anche solo capire di cosa stavano parlando. È una poesia con un forte tasso di discussione intellettuale sul tema che cos'è l'amore, per l'appunto. E le corti d'amore sono menzionate in testi medievali come una specie di gioco di società, sostanzialmente. Tenete presente che appunto in quella società dove non c'erano il cinema, il teatro, i concerti, per passare il tempo si stava molto insieme e si facevano dei giochi di società. Gli adulti giocavano a mosca cieca, a nascondino, si divertivano molto più di noi peraltro, ecco. Ma si facevano anche i giochi un po' più sofisticati. Per esempio, facciamo un tribunale, corte d'amore in quel senso, Facciamo un tribunale e discutiamo, poniamo una questione. Chi è che trova una questione adatta? Diciamo, l'amore è una cosa positiva che bisogna cercare di seguire quando ti arriva addosso o è una cosa pericolosa da cui bisogna tenersi lontana? Bellissima domanda, dai, facciamolo. Chi fa l'accusa? Faccio io. Chi fa la difesa? Voi fate i giurati. E passiamo la serata così, discutendo su questo e arrivando a una sentenza. Qualcuno dice sì, ma queste cose le descrivevano nei romanzi, ma in realtà non le facevano mica. Io non mi stupirei affatto che le facessero, perché ripeto, nelle lunghe serate Dante e gli amici, quando invitavano Beatrice e le altre, qualche cosa dovevano fare comunque, e la vita di società era una cosa importante. Cioè, si stava molto insieme, si facevano tante cose insieme. Quindi io penso che esistessero davvero e per l'appunto il fatto che mentre noi diamo per scontato, voglio dire, a chi verrebbe in mente oggi di dire no, secondo me l'amore è una cosa brutta e negativa e bisogna tenerla alla larga, quando mai? Non la trovi l'accusa a quel punto. Loro sì, il che vuol dire che appunto l'amore non è stato necessariamente concepito allo stesso modo in tutte le epoche, no? Rimaniamo sul tema perché c'è una domanda che ci è arrivata da Nizza, ce la manda Luca e Luca scrive: per una serie di motivi casuali mi sono trovato a rileggere il canto quinto dell'Inferno e mi sono soffermato sul celeberrimo e difficilissimo verso Amor che nulla amato, mar perdona. Vorrei chiederle come si amava nel corso della storia. Greci, romani, barbari, invasori avevano qualcosa in comune tra loro o con l'idea che Dante ci dà dell'amore nel quinto canto? Ma allora appunto, diciamo, io specialmente quando negli ultimi anni mi sono occupato di Dante, però in generale studiando il Medioevo e la cultura medievale è un problema che ho dovuto pormi. Allora, c'è una parte della mia risposta che è un'idea che mi sono fatto e c'è una seconda parte che invece è più oggettiva, diciamo così, su quello non ho proprio dubbi. L'idea che mi sono fatto è che la gente si sia sempre innamorata allo stesso modo in ogni epoca e che la gente si innamorasse al tempo di Dante, al tempo di Pericle e al tempo degli uomini di Neanderthal esattamente come ci innamoriamo noi. Cioè, vedi una persona che prima non conoscevi e chissà perché cominci a pensare a quella persona e a avere voglia di rivederla. Io sono abbastanza sicuro che questo esisteva e del resto, come dire, le fonti letterarie lo fanno vedere, questa idea dell'innamorarsi e del desiderare una persona, desiderarla anche fisicamente. Molto di rado si è fatta differenza tra l'essere innamorati di qualcuno e il desiderare di andarci a letto. Meno che mai nel Medioevo, quando l'amore poteva essere cortese finché volevi, ma che avesse un contenuto anche molto concreto, non c'era il minimo dubbio, ecco. Questo secondo me c'è sempre stato. Però poi il problema è, va bene, ti sei innamorato,
va bene, sei un ragazzo, togliti qualche sfizio. Dice no, questa è una cosa seria, è centrale nella mia vita. Io voglio quella persona. Momento. Vorrei mica dire che la vuoi sposare quella persona lì. Sì, papà, la vorrei sposare, ragazzo mio, o se preferite ragazza mia. Ma non lo sai che il matrimonio è una roba seria, che non c'entra niente con queste robe che fate voi giovani. Il matrimonio vuol dire che ti troveremo un bravo giovanotto di una famiglia amica nostra e ragioneremo bene con i suoceri sulla dote, sulla controdote, perché guarda che è il tuo futuro quello, quando rimani vedova poi quanto ti ha intestato tuo marito del suo patrimonio, vedrai che a quel punto ti interesserà e mica solo perché è uno carino che ti piace, figuriamoci, queste sono scemenze da ragazzi, il matrimonio è una roba seria. Era chiaramente così nel mondo antico e chiaramente così nel mondo medievale. Le commedie antiche, non quelle proprio classiche di Aristofane che se Dio vuole erano un po' variate, ma poi la commedia nuova del mondo greco è terribilmente legata a questi cliché. Qual è il tema? Il giovanotto si è innamorato di una ragazza, peccato che lei è una cortigiana e quindi in famiglia fuoco e fiamme. Poi magari nella commedia se la sposa davvero, nella realtà era meno probabile. In sostanza, uno dei grandi temi che bisogna porsi è: ma l'amore che mi fa smaniare per questa persona, ma io vivo in una società, non che loro immaginassero che sarebbe arrivata la società nostra, dove è del tutto naturale, ti piace quella persona e decidi di sposartela o di andarci a vivere insieme, eccetera, e nessuno dice niente. Loro non se lo immaginavano neanche lontanamente che potesse esistere un mondo così. E quindi per loro, che tu vivessi nella Grecia antica o nella Firenze di Dante, il discorso è: mi è arrivata addosso questa roba, mi sono innamorato perdutamente, o innamorata perdutamente, anche se i poeti sono in grande maggioranza maschi, ma non solo maschi, sia chiaro. Questa roba, devo alimentarla, è una cosa positiva, mi fa bene, o invece è una cosa sbagliatissima, è una cosa che mi fa desiderare qualcosa di impossibile, è una cosa che mi fa sragionare, che mi fa comportare in modo irragionevole contro tutte le regole sociali e quindi è una cosa pericolosa. Questo è uno dei grandi temi su cui si discute e questo ti porta a immaginare l'amore in un modo un po' diverso da come ce lo immaginiamo noi, perché noi comunque se dovessimo raffigurare l'amore sarebbe comunque una cosa un po' sdolcinata, credo, in linea di massima. Dante l'amore lo raffigura nella Vita Nuova, quando ha appena incontrato Beatrice e la seconda volta l'ha incontrata da bambina, si è innamorato per sempre, poi non l'ha più vista per un sacco di tempo, poi quando hanno 18 anni la incontra di nuovo e lei lo riconosce e lo saluta per nome e lui tocca il cielo con un dito, si precipita a casa, si chiude in camera, ci pensa a questa cosa che ha incontrato Beatrice e lei sa chi sono, si ricorda di me, poi si addormenta e sogna che gli appare un essere gigantesco e mostruoso. Non mostruoso, ma terribile, ecco. Un essere spaventoso e terribile su uno sfondo di fuoco e fiamme e quest'essere terribile ha in braccio Beatrice, nuda sotto un sottilissimo velo, dice Dante testualmente, e quest'essere terribile che ha in braccio Beatrice guarda Dante e gli dice: io sono il tuo padrone. Quello è l'amore. Ecco, che come vedete quindi non necessariamente è un amorino coi cuoricini e così via. Il loro grande problema è forse una cosa irrazionale innamorarsi e una persona razionale dovrebbe combatterla questa cosa. A proposito di raffigurazioni, c'è una domanda che riguarda proprio questo, una curiosità di Andrea che ci scrive da Ospedaletto Euganeo. E scrive: sono Andrea e volevo sapere qual è l'origine del simbolo del cuore e come è stato collegato al vero e proprio cuore usato anche per rappresentare l'amore. Il simbolo del cuore di per sé, se uno va a cercare, trova sempre quello che cerca e quindi se uno passa in rassegna l'infinita produzione artistica del mondo antico, ogni tanto trova qualcosa che assomiglia al nostro cuore, naturalmente. Nell'arte egizia ci sono raffigurazioni di questa cosa e pare che anche il geroglifico che in Egitto indica la parola cuore abbia una qualche somiglianza col modo in cui noi rappresentiamo il cuore.
poi ci sono tutte delle speculazioni sul fatto che quella forma lì è anche la forma di una certa pianta, il silfio, che pare che nell'antichità avesse poteri, fosse considerato un afrodisiaco, ma insomma anche lì sono tutte quelle cose. L'importante è che in realtà per noi, vedendo quella cosa lì, è immediatamente ovvio che quello è il cuore ed è l'amore. E quindi da quando quella cosa è stata così esplicita ed evidente nella nostra civiltà? È una cosa che nasce abbastanza tardi, in realtà, diciamo fine Medioevo, perché nel Medioevo, nel 200, nel 300, ci sono già alcune raffigurazioni come avete capito, a loro l'amore gli interessava molto, ne discutevano moltissimo, quindi hanno una vasta letteratura sull'amore. E nel contesto di questa letteratura medievale amorosa, a partire dal 200, comincia a comparire qualche miniatura in cui si vede l'innamorato in ginocchio che offre il suo cuore alla dama di cui è innamorato. Ovviamente lei è in trono e lui è lì in ginocchio sotto di lei e le porge il proprio cuore. E questo cuore, grosso modo, è a forma di pera, ecco. Sembra una pera con la punta verso l'alto, non è proprio tanto simile al nostro, ecco. Quindi 200-300 ancora la convenzione del cuore come lo intendiamo noi non c'era ancora, ma tra fine Medioevo e Rinascimento deve essere nata, anche perché fra l'altro sulle carte da gioco che vengono inventate nel 400 e il seme di cuori c'è fin dall'inizio, ecco. Quindi evidentemente in quel momento lì si è fissata questa convenzione iconografica, diciamo. Sono arrivate diverse domande alla newsletter di Intesa San Paolo proprio sul rapporto tra cibo e amore. C'è una domanda di Elisa che è in sala, arriva il gelato, così finalmente sentiamo una domanda dal vivo. Buonasera. Buonasera. Io volevo chiedere, visto che al giorno d'oggi ci sono numerosi cibi che sono noti per le loro proprietà afrodisiache e che però nel Medioevo non erano conosciuti, se per caso nel Medioevo ci fossero dei cibi che erano insomma dei sostituti di quelli che oggi conosciamo, come il cioccolato per esempio. Certo. Grazie mille. Diciamo, prima di rispondere, notiamo com'era diversa la vita in un'epoca in cui appunto non avevano il caffè, non avevano il tè, non avevano il cioccolato, non avevano i liquori, avevano il vino, ma non i superalcolici, non avevano droghe di nessun genere. Capite che il rapporto della persona anche con se stessa, con l'idea di felicità, doveva essere per forza diverso. Non per niente andavano matti per le spezie, e non per niente erano disposti a pagare a peso d'oro lo zafferano o il pepe. Almeno quando mangi ci metti qualche cosa di diverso. E che le spezie potessero essere afrodisiache, a quel punto, quando si mettevano a ragionare su queste cose, un po' ci speravano. Ma erano appunto speranze, perché in realtà, non disponendo di un approccio scientifico a questi problemi, erano costretti ad andare un po' appunto per ipotesi. E l'ipotesi fondamentale era che le cose buone e positive hanno effetti buoni e positivi in tanti campi. Quindi lo zucchero forse fa bene anche alle malattie, dopo tutto, è così buono e non può non fare bene, e così le spezie ovviamente, no, ecco. Dopodiché non c'era, credo, il luogo comune del tipo il tale cibo tutti sanno che aiuta, ecco. Però c'era invece, questo sì, lo sforzo di singoli individui, di singoli filosofi o di singoli cuochi, di farsi un'idea e di dare dei suggerimenti, ecco. E quindi si trovano, tenete conto che la cucina invece, la cucina della fine del Medioevo, la cucina di corte, è una cosa molto complessa, cioè non dovete immaginarvi l'arrostone allo spiedo, ma invece cuochi che sanno produrre piatti estremamente sofisticati con combinazioni di ingredienti e di spezie anche appunto molto rare e così via. E ci sono cuochi che scrivono tra fine Medioevo e Rinascimento libri di cucina in cui si vede benissimo che un cuoco serio pensa anche all'effetto che hanno i suoi piatti sulla salute e quindi anche su quello. C'è anche una sovrana italiana del Rinascimento, Caterina Sforza, sovrana di Forlì e di Imola, dalle tue parti, quindi, ecco appunto. Caterina Sforza, vissuta a fine 400, inizio 500,
fra mille cose che ha fatto, ha raccolto un librone di ricette, ma non solo ricette di cucina, anzi per lo più prescrizioni medicinali, ricette quindi in senso medico, cosmetici, è tutto collegato. Tu hai degli ingredienti e combinando quegli ingredienti puoi fare tante cose. Quando si trattava di una ricetta che doveva avere un effetto afrodisiaco, la scriveva in codice. Aveva un suo codice, una lettera al posto dell'altra, e a questo punto gliene leggo una, in traduzione dal codice. A fare lussuriare, inestimabile. Questo è un prodotto fantastico se volete lussuriare, per l'appunto. Piglia, lei dice, piglia acqua di betonica, che è un'erba, la betonica, io l'ho mai sentito nominare, ma io sono un asino in botanica. Erba betonica con acqua rosa e bevine con vino caldo o latte. Quindi acqua di rose, acqua di betonica in un bel bicchiere di vin brûlé o in un bicchiere di latte, che vedrai grande esperienza. Se vi fidate potete provare. E con questo forse abbiamo finito anche la seconda parte, vero? Tempo scaduto. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.